ma di furlanie, ue o tabain, di piore e di agnel, in particolar modo come lo chiamano su in montagna, dove che dicono che è un bebè, per cui ben essi, per cui alle qualche roba che le nasciuta è un ben per le comunità. Le robe importanti e bellissime di questo non è il fatto che sia le piore che il bebè creeranno tutta una serie di specializzazioni dal non partendo proprio di sé che servivano una volta. Pior era praticamente il termine che usavano i Celts per dire tosà, per cui in quel caso qui era tosabile, le piore era il tosabile. Ma no dome, pior era già una parole composte e di conseguenza faceva parte di piperaulis che definivano ponte or, per cui era praticamente se che si intendeva il pel, ponte essi grande, pel, pior, ponte chi or, ponte chi a bordo, per cui veniva tagliato in un certo senso. E scopriamo praticamente che il concetto dal pior, dal tosabil, è che il calparte queste bestie diventa un ben estremamente prezioso. Ben essi, ogni vidier che nasceva, ogni agnel che nasceva era un ben. Di conseguenza veniva definito simulante anche il rumore che faceva praticamente queste bestiute. Ben essi all'era duzze che poteva sia tininette il territorio, per cui i grandi mandris che andavano a appassionare per mangiare le erbe, che tenivano tutto potate, sia il fatto che creavano un valore economico, per cui bes, vettant praticamente vettanta animali, vettanti pioris in quel caso qui, piorutis, agnei, vettante bestis. Per cui che chi è diserin bes ti andan tanti bestie, andan tanti bes. E questo è diventato il pretesto per creare anche il concetto dei bes. Per cui dal soldo, si dice spartaliano, che robe qui è estremamente importante, per cui ovviamente nasci le parole tosà, o vi nasci colui che al tosa, il piorar, che il medonge praticamente fa plante, è colui che è attaccato in qualche maniera, per cui è fissata alle pioris, è insieme alle pioris, e viodin che il tosabil al cre praticamente queste robe estremamente importante per tutte le popolazioni alpine, che dava la possibilità di fare vestis di lana sia quette che no, di conseguenza si poteva fare sia il vestiari che le giacchetti, sia i ciappiei tipo che nostranis, che sono praticamente rigidi ma sono fasi di lana e quette, con una roba che è vecissime. Provate a immaginare gli indiani d'America, non è figata che roba qui, indiani d'America con i plumi stalciati, i nostri alpini se sono compagni, per cui no, è così datate che robe qui, è così vecchie, così radicate dal territorio, che per forza di robis ha di essere tenuta praticamente come valore che il da plume, che lo vedi avuto il cacciatore, l'alpino, oppure che vedi avuto qualsiasi altro strumento in tal ciaf, per indicare che loro erano praticamente specializzati in una determinata roba, avevano anzi caratteristiche di zona, era un abbellimento in un certo senso, e tutto si lava fissa su stringhi che potevano essere di coreano o di lane o al massimo di tessuti vegetali. Questa roba è estremamente biele, è importante, figurinsi se UE avessimo le capacità di arrivare a creare una storia così importante con due parole così
pizzulis, piore e bebè. Provate a immaginare se razze di evoluzione, se razze di bielesse che sta da urto per queste storie che è proprio dentro da paraulis. E il furlan ha queste caratteristiche. Dentro da paraulis sono storie, sono vocabolari con una parola che dentro andà una storia. È una roba fantastica. Il 20 di novembre io sarai a Villadora alle 10 di mattina, presenterai tutto il lavoro che è stato fatto, anche le novità che non sono mai state dette in video. Spero che venite a passare praticamente un paio di ore con me e che potete ascoltare con i vostri orelli e anche fare domande alle fine su sé che praticamente usa medi dove vi è un chiarimento sulle linguistiche furlane. Non dismentirsi mai di studiare il furlan e di impararlo, perché servirà per l'inglese a livello globale. Mandi e alle prossime.